per un nuovo combattimento. All day, all night. Lavorano giorno e notte tra musica e luci, una vita trascorsa a macinare chilometri di città in città, di paese in paese. Si spostano con rimorchi e case mobili per portare allegria e divertimento alle sagre, alle feste, alle fiere. Loro sono la gente del viaggio, così amano definirsi, non giostrai, troppe le accezioni negative del termine legate alla cronaca, a furti, rapine e sequestri. All day, all night. Certe volte veniamo scambiati per i zingari, quelli che fanno i rapimenti, i giostrai o cosa, ma cerchiamo sempre di farci conoscere per far vedere che siamo persone diverse. Insomma, in tutti i campi può esserci la mela marcia. Noi siamo quello che vi rimane dentro il cuore anche da adulti. La bellezza sono le luci, i colori, il divertimento per i bambini. Sono oltre 700 le famiglie in Veneto che si dedicano a questa professione secondo i dati dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti, un mestiere che generalmente si tramanda di padre in figlio. La gente del Luna Park non è una popolazione omogenea, ma se entriamo nel Luna Park noi possiamo trovare persone che sono presenti nella piazza da 7-8 generazioni. Oppure possono anche provenire dal circo o dal cinema. Così è stato per i Zamperla, da generazioni nello spettacolo viaggiante. Un ramo della famiglia, 4 cugini con moglie e figli, vive a Ponte della Priula, in provincia di Treviso, una sorta di base per riposarsi tra una fiera e l'altra. Dal 1910 ha cominciato mio nonno, che poi ha passato a mio papà, con i cinema itineranti, facevano tutte le città. Delle attività di un tempo rimangono stipati in un capannone un antico proiettore e un mezzo abbandonato dagli americani dopo la guerra, utilizzato nel passato come cinema viaggiante. Ora però è la giostra ad occupare pensieri e giornate di tutta la famiglia. La giostra per noi è la vita. Io per la giostra non dormo neanche di notte per i pensieri della giostra. Quando si rompe, specialmente magari al sabato, che poi non si trova il problema dove nasce. Il costo dell'attrazione varia a seconda del tipo, poche migliaia di euro per le più semplici, anche oltre 200.000 per la maggior parte delle giostre, una spesa che lievita ancora per quelle più sofisticate, cifre importanti anche per le case mobili o carovane, come la gente allo spettacolo chiama le proprie dimore. Per lo più sono perfettamente attrezzate, gli interni arredati con cura, ad occuparsene le donne del viaggio. Il caldo c'è, da mangiare c'è, l'acqua c'è, quindi sono le cose primarie che uno può avere, perciò non è che ci sono grosse difficoltà. Noi siamo in mezzo alla gente, sempre. Infatti se stiamo un mese fermi a casa, come quest'inverno, d'inverno che stiamo... comincia a essere un po' triste perché non sei più al contatto col pubblico. Ogni famiglia ha generalmente il suo giro legato alle ricorrenze e alle stagioni. Le piazze frequentate sono quasi sempre le stesse, così le chiese e le scuole. Limitati per i bambini i passaggi da una classe all'altra e la gente del posto ha imparato a conoscere la realtà dei viaggianti, anche se qualche pregiudizio rimane. La gente un po' ti discrimina per quello che sei. Non riesce a capire che comunque è un lavoro normale come tutti gli altri, ecco. A lei è successo? Sì, qualche volta sì, certe volte rispondo, certe volte faccio finta di niente perché non ne vale la pena. Non trovi difficoltà nel cambiare sempre compagni, maestre, libri, quaderni? Certe volte con i libri, perché ogni scuola cambia. E allora come fai? Mi fanno le fotocopie dei libri. E tu da grande che cosa farai? Vorrei fare la pasticcera, però se non posso andrei avanti con i miei genitori e prendere le giostre sua. Difficile che un figlio lasci il mestiere del padre, rari anche i matrimoni tra chi viaggia e chi è fermo, così la gente lo spettacolo itinerante definisce chi ha dimora stabile. Spesso però i viaggianti, una volta anziani, scelgono una casa con fondamenta, non senza qualche rimpianto. Ero in un tirassegno a Venezia sulla riva Schiavoni il primo anno nel 1952. Mi chiamavano Calamity Jane. Sento la mancanza e adesso abitiamo in appartamento.
Ogni famiglia ha la sua giostra, gli aerei sono l'attrazione di Stefano Zamperla. Lo zio Angelo ha inventato il telecombattimento tra gli anni 50 e 60, quando l'attrazione aveva perso il suo fascino. Ora però non basta l'intuizione per far fronte ad una crisi generale. È un'attività che in passato ha reso bene e ha trasformato anche il loro stile di vita. Oggi viviamo momenti difficili e la crisi ha investito tutti i settori e quindi ha colpito anche lo spettacolo viaggiante. Certi paesi, certe fiere piccoline, l'AVA è andata a intaccare tanto. Le nostre spese sono tantissime, le fiere un po' grandine. Si sente leggermente la crisi anche là, però un po' meno. Comunque si cerca di tenere sempre duro e andare avanti. Sempre pronti per un altro viaggio, un altro giro, un altro